della Sardegna, alcuni posti della Sardegna possono essere un laboratorio a cielo aperto. Se permetti vorrei aggiungere che anche Sarajevo è un laboratorio a cielo aperto, lo è Baghdad, lo è Kabul, perché lì abbiamo creato un nuovo inquinamento, nuovo di zecca. Il laboratorio della dottoressa Gatti presso l'Università di Modena è uno dei centri più avanzati nella ricerca sulle nanoparticelle. Queste micropolveri di leghe non presenti in natura, che misurano pochi millesimi di micron, sono altamente cancerogene poiché capaci di superare tutti i filtri biologici di un organismo, penetrando i tessuti, fino a compromettere la riproduzione cellulare. Le nanoparticelle si formano solo a temperature elevatissime, come quelle prodotte dai proiettili ai metalli pesanti nell'impatto contro le corazze di carri armati e bunker. La dottoressa recentemente è stata invitata dal Politecnico di Zurigo ad illustrare i risultati dei propri studi. Se una nanoparticella è all'interno di un fuso mitotico, cioè quando la cellula si duplica, ci sono i cromosomi, il DNA che si duplica. Se in quel momento c'è un corpo estraneo in mezzo, noi possiamo avere delle rotture del DNA e delle ricombinazioni, che mi induce poi delle trascrizioni errate, della formazione di proteine errate che mi danno una patologia. Questi studi dimostrerebbero ciò che forse non si poteva dire. I tumori da inquinamento bellico non dipendono dalla radioattività dell'uranio, ma dalle nanoparticelle inalate o ingerite in zone dove si esplodono munizioni e metalli pesanti, tungsteno compreso. Nel momento dello scoppio anche bombe al tungsteno inducono sicuramente una temperatura di combustione molto elevata che produce delle nanoparticelle. Quello che le posso dire è che effettivamente tungsteno l'ho trovato dentro a un tumore di una persona che ha fatto per tutta la sua vita lo sminatore. I dirigenti di Oerlikon Contraves definiscono le loro munizioni non tossiche poiché prodotte con il tungsteno. La legge mi dà alcuni input, poi è chiaro che se io voglio posso estendere. È chiaro che noi dobbiamo tornare indietro di 9 mesi nel tempo rispetto alle nascite di bimbi malformati e tornando indietro di 9 mesi andiamo ancora indietro di circa un anno e vediamo se in quell'anno ci sono state per esempio delle manovre militari importanti nella zona. Se questi eventi sono accaduti è possibile che ci possa essere stata un'esposizione delle persone rispetto a certe polveri belliche. Questi possono avere inalato queste e queste possono essere andate nel sangue, nella circolazione sanguigna, ma anche nelle zone. Noi abbiamo trovato per esempio in un agnello malformato di una zona vicino al poligono di tiro, abbiamo trovato un agnello malformato che non è un aborto, non è stato mai esposto all'inquinamento ambientale, però all'interno del suo corpo, gonadi, milza, rene, cervello, aveva delle polveri di una composizione molto particolare, metalli pesanti. Le stesse polveri le trovate in un soldato che ha frequentato quel poligono di tiro. Le stesse cose le trovate in un soldato canadese che è stato 3 giorni sotto i bombardamenti in Iraq nel 91. C'è correlazione fra queste 3 cose? La chimica è la stessa. Quello che io ho trovato all'interno dei suoi organi è sicuramente qualcosa che preesisteva alla sua nascita. E quindi è possibile che quelle particelle tossiche, di metalli e tossiche, che erano all'interno, fossero anche all'interno della madre. Ora, la madre o il padre sicuramente viveva in una parte desertica, parte comunque che non era industrializzata assolutamente della Sardegna. Quindi è possibile che l'abbiano trovata brucando un'erba inquinata, sotto un certo inquinamento. L'unico inquinamento possibile in quella zona è quello, diciamo, pseudobellico. Dico pseudobellico perché lì si fanno delle prove di esplosioni, quindi un inquinamento nuovo di zecca si crea.